Buongiorno a tutti, benvenuti con l'informazione di Telefriuli. In apertura del nostro primo notiziario della giornata, il grave fatto di cronaca avvenuto a Trieste questa mattina all'esterno di un bar dove si è verificata una sparatoria. 7 i feriti, di cui 2 gravi, uno sta per essere operato e versa in fin di vita. All'origine del fatto un diverbio per motivi di lavoro, i responsabili sono già stati catturati, le indagini però proseguono, ricostruiamo l'intera vicenda in questo primo servizio della giornata. Una lite, poi le bastonate e i colpi di pistola, scene da Far West questa mattina a Trieste all'esterno di un locale di via Carducci all'angolo con via San Francesco, 7 feriti di cui 2 versano in gravi condizioni. I responsabili, probabilmente 2, sarebbero stati bloccati dalle forze dell'ordine all'altezza dell'Isert mentre stavano cercando di lasciare la città. La sparatoria, ancora tutta da chiarire, le cui indagini sono coordinate dal PM di turno Chiara De Grassi, si è verificata intorno alle 8. A scontrarsi 2 gruppi di operai di nazionalità straniere, kosovari e albanesi. All'origine del diverbio probabilmente alcune questioni di lavoro. Dalle testimonianze finora raccolte, tra cui quella del barista del locale all'esterno del quale è accaduta la lite e di un commerciante, alcune persone hanno cominciato a rincorrersi. Un vero e proprio parapiglia con sedie e sgabelli lanciati in aria, poi l'arrivo di un furgone dal quale sono stati esplosi colpi di arma da fuoco. Dai 5-7 colpi di pistola, a seguito dei quali una persona è rimasta a terra colpita a freddo anche quando era agonizzante. Il tutto si è svolto in circa 10 minuti. L'area è stata chiusa da parte delle forze dell'ordine. Sul posto hanno operato polizia, carabinieri, guardia di finanza e soccorritori del 118 con ambulanze. Immediate sono scattate le ricerche nella zona intorno alla città. 2 i fermati. Gli investigatori stanno ora lavorando per ricostruire l'eventuale coinvolgimento avuto nella sparatoria. E tra i testimoni della vicenda anche il giornalista e imitatore Andro Mercù, che abita vicino dove si sono svolti i fatti. È grande la preoccupazione, lo ha intervistato per noi Alfonso Di Leva. Beh, che dire, svegliarsi con una sveglia del tutto particolare è una novità a Trieste, perché di solito mi sveglio con una musichetta fastidiosa, no? La sveglia. Stavolta era ancora più fastidiosa e stavolta una cosa preoccupante. Mi hanno svegliato gli spari, visto che abito a pochi metri dal luogo dell'accadimento, e non è una bella cosa. Se anche a Trieste, una città che di solito è stata sempre tranquilla da questo punto di vista, dobbiamo incominciare a preoccuparci per sparatorie, chi lo sa per quale motivo, rese dei conti, affari loro, e via dicendo, insomma, c'è da preoccuparsi, veramente. Speriamo bene. Proseguiamo con la cronaca, restiamo a Trieste, dove un violento incendio è scoppiato questa mattina intorno alle 9:30 in via Silvio Negri. Le cause sono in corso d'accertamento. Sul posto prima partenza, seconda autoscala, botte e funzionario di guardia del comando centrale dei vigili del fuoco del capoluogo Giuliano, in totale una quindicina di pompieri. Le fiamme alte si sono sviluppate al primo piano, hanno interessato anche altri alloggi nei livelli superiori. I pompieri hanno supportato il personale sanitario per aiutare le persone che abitano nella palazzina, alcune delle quali sarebbero rimaste intossicate. Il fumo della combustione infatti ha invaso la tromba delle scale e si è esteso a diversi vani del palazzo di 7 piani. L'immobile è stato evacuato, sono in corso le operazioni di messa in sicurezza. Furto a Colloredo di Montalbano in un'abitazione nel tardo pomeriggio di ieri. Dopo aver forzato una porta, i malviventi sono riusciti a rubare monili in oro, preziosi e contanti per oltre 10.000 euro. Rubati anche un fucile e una pistola con relativo munizionamento. La brutta sorpresa al rientro dei proprietari che hanno chiamato il 112. Ed è morto ieri sera a Pavia di Udine all'età di 85 anni Attilio Maseri, cardiologo friulano di fama internazionale, già docente all'Università del San Raffaele di Milano. È stato il cardiologo personale della regina d'Inghilterra Elisabetta II e di Papa Giovanni Paolo II. La scomparsa del professor Maseri non può che rattristarci, perché con lui se ne va un amico vero della città di Udine, ha dichiarato il sindaco del capoluogo friulano Pietro Fontanini. Proprio a Maseri nel 2018 fu conferita da Fontanini la cittadinanza onoraria del capoluogo friulano.
Maseri era infatti molto legato a Udine. Nel 2013 aveva donato all'Ateneo Friulano la biblioteca Florio, contenente oltre 12.000 volumi e manoscritti raccolti dalla metà del Settecento, e nel 2018 aveva ceduto sempre all'università lo storico Palazzo Antonini Maseri, ex sede della Banca d'Italia, che porta appunto il suo nome. Maseri, lo ricordiamo, era stato anche direttore dell'Istituto di Cardiologia del Policlinico Gemelli, l'ospedale dove curò Papa Giovanni Paolo II dopo il grave attentato di cui era stato vittima il pontefice. E ora voltiamo pagina, parliamo di politica. A pochi giorni dall'inizio dell'anno scolastico, via libera da parte della Giunta regionale a una serie di misure che garantiranno 3,3 milioni di euro all'ufficio scolastico regionale. Ma ci sono altre novità, ci dice tutto Andrea Perini. Con il via libera odierno la Giunta regionale ha approvato il pacchetto scuola dal valore di oltre 3 milioni di euro di risorse che, attraverso il protocollo già presentato ai sindacati, andranno all'ufficio scolastico regionale. 1,3 milioni serviranno per il personale ATA, 320.000 euro per i docenti di sostegno, 150.000 euro rispettivamente a scuola in ospedale e supporto amministrativo, 750.000 euro per i tecnici informatici, 440.000 euro per la didattica digitale e 100.000 euro per i patti di comunità. Con il risparmio dei 3,3 milioni e i fondi ministeriali si potranno quindi finanziare le ore extra del personale docente. Dopo lo sforzo che è stato fatto dall'ufficio scolastico regionale, con questi 3 milioni andiamo a risolvere tutta una serie di criticità che nel corso degli incontri che abbiamo avuto quest'estate sono stati messi in evidenza dalle scuole, dagli enti locali, dal sindacato rispetto alla carenza di personale che garantisca classi non numerosi o anche semplicemente la creazione di classi all'interno di alcuni istituti. La Giunta ha dato inoltre il via libera al regolamento per i contributi per ristrutturare gli appartamenti ad uso turistico. Il bando uscirà ad ottobre e prevede un sostegno da un minimo di 10.000 euro a un massimo di 20.000 euro per complessivi 5 milioni nel prossimo triennio. Andiamo ora a Udine, dove c'è grande attesa per il Friuli Doc, la rassegna enogastronomica presentata ieri nella loggia del Dionello, che si svolgerà nel prossimo fine settimana, ma appena terminerà l'evento sarà già tempo per pensare alla mostra a Casa Cavazzini, dove verranno esposte 50 opere, alcune delle quali inedite, anche a firma di alcuni impressionisti. Anticipazioni date ieri a Telefriuli nel corso della puntata di Screenshot da parte dell'assessore ai grandi eventi Maurizio Franz. Saranno presenti oltre 50 opere dei più grandi artisti del fine 800 e metà del Novecento, che partiranno dagli impressionisti, quindi da Monet, Gauguin, per arrivare a Kandinsky e a Picasso, e che soprattutto la durata della mostra, perché fino adesso abbiamo parlato di grandissimi eventi. Friuli Doc è l'evento principe della città di Udine, ma la durata è 4 giorni. Invece la mostra partirà il 16 ottobre di quest'anno, si protrarrà fino al 27 marzo del 2022, quindi diventerà una straordinaria opportunità per venire a visitare la città di Udine e soprattutto noi vogliamo che questo non sia un evento isolato, ma che sia una serie di grandi mostre che vengano organizzate in Casa Cavazzini. E anche qua devo ringraziare tutti coloro che stanno lavorando su questi progetti, moltissimi sponsor che sono stati direttamente coinvolti nella promozione dell'evento, e quindi tutta una serie di iniziative collaterali. Io penso che questo porterà grandi ricadute positive sulle attività economiche di Udine, ma soprattutto il messaggio che Udine è terra di grandi vini, è terra di grandi prodotti, ma anche terra di cultura, e di cultura di altissimo livello, e proietterà la città di Udine su uno scenario internazionale. Jacopo Lorenzini con l'elmo di Scipio, storie del risorgimento in uniforme, il vincitore dell'8ª edizione del premio Friuli Storia, assegnato da una giuria popolare composta da 300 lettori provenienti da tutta Italia e anche dall'estero. Il volume di Jacopo Lorenzini ha ricevuto il 46% dei voti della giuria dei 300 lettori. La cerimonia di premiazione si terrà in presenza il 15 ottobre nella cornice della chiesa di San Francesco a Udine e sarà parte della rassegna Udine Estate. Nella stessa occasione verrà consegnato anche il premio Fondazione Friuli Scuole, giunta alla 4ª edizione dedicato ai giovani delle scuole secondarie di secondo grado. Lo sport è atterrata ieri sera all'aeroporto di Venezia dalla Giappone, dove ha conquistato
la medaglia di bronzo alle Paralimpiadi. L'atleta friulana di tennis tavolo Giada Rossi questa sera alle 18 verrà festeggiata a Zoppola. Nel frattempo per lei sono arrivati dei complimenti speciali da un grande ex dell'Udinese. Vediamo chi è. Olá, Giada Rossi, qui parla Zico, sono in Giappone e volevo fare i complimenti per le tue medaglie di bronzo ancora qui in Giappone. Ha vinto lo stesso bronzo in Brasile e dove lavoro io tu sempre riesci a questa conquista bellissima. Sei friulana, amici, ai miei grandi amici di Orsaria, siamo vicini, né? Magari tu riesci a conquistare tante altre medaglie, ok? Un bacione e mandi. Non ci sono altre notizie, vi ricordo appuntamento alle 15 con la diretta del Giro Ciclistico del Friuli Venezia Giulia e poi alle 19 con il nostro telegiornale. Grazie, arrivederci.